L'assedio al castello è di quelli lunghi e sfibranti, fra colpi di scena e momenti di disperazione. Ma in soccorso degli assediati arriva, come in ogni vicenda epica che si rispetti, un aiuto decisivo dall'esterno. E dalle terrazze del Cataio si leva un grido di esultanza per le due sentenze con cui il TAR del Veneto ha respinto i ricorsi presentati dai privati per l'annullamento del vincolo indiretto della soprintendenza sull'area attorno al complesso di Battaglia Terme. Oggi è un grande giorno di festa, è finalmente un sospiro di sollievo. Noi viviamo un po' in agitazione, abbiamo vissuto un po' in agitazione in questi ultimi 2 anni, in realtà un po' consci che la causa era giusta, che quindi era vincente. Noi questo lo sapevamo in cuor nostro, però non si sa mai, e quindi la festa di oggi è un riconoscimento alle battaglie di tutti, quindi non solo della politica, delle istituzioni, dei cittadini, ma di chi ama l'arte, di chi ha a cuore il paesaggio e soprattutto è la rivincita del buonsenso. La decisione del TAR rende in sostanza non più edificabile l'area sulla quale gravava il progetto di costruzione di un maxi centro commerciale. Noi auspichiamo che questa sia la definitiva pietra tombale dopo tante vicissitudini, dopo un lungo iter da tutte le parti, su tutti i fronti. Finalmente arriva una risposta, un'ulteriore risposta delle istituzioni, quindi il TAR si pronuncia e dice che il ricorso fatto dalla proprietà del centro commerciale non è ammissibile, quindi rende valido a tutti gli effetti il vincolo indiretto sul castello del Cataio e sul suo paesaggio. Numeri alla mano, le dimensioni del progetto rendono l'idea di cosa sarebbe successo nella zona della Mincana, fra il Cataio e il casello autostradale, nel caso in cui l'iter fosse proseguito senza intoppi. Davanti al castello sarebbe stato realizzato uno dei centri commerciali più grandi del nord-est d'Italia, si parla di circa 40.000 metri quadrati, cioè più grande addirittura della superficie interna del castello, che ricordiamo è una delle case storiche più grandi d'Europa, sono circa 30.000 metri quadri, un po' più piccolo della Reggia di Caserta. A salire metaforicamente sugli spalti in difesa del castello sono stati fin dal primo istante cittadini, comitati e una squadra politica multicolore.